mi ha dato la tessera della Brigata Martiri del Grappa. Strano, ho avuto il piacere di vederla numerata e firmata da lui subito. Da lui direttamente. E dopo mi dice, dal 1° gennaio torni qui in servizio effettivo. Ed è in quei giorni, in quei giorni che incontri tuo padre, no? Incontri tuo papà mio papà non ancora. A Natale. No, dopo. Dopo Natale. Dopo Natale. Perché la mamma è venuta 2 volte a Santa Croce Piccolina. Sì? Non so come abbia fatto a non restare per strada. Era poco pratica in bicicletta, parti da sola e vieni su, insomma, misteri. E dopo finalmente, verso poco prima di Natale, Perillo aveva mandato mio padre a Cismon. Sì. Con la guardia del corpo anche lì. Una cosa, avevano paura che me lo andassi a prendere e l'ha spostato lì, forse pensando che un bombardamento lo picchiasse. Fatto sta che allora sono riuscito a dare appuntamento a mio padre. E allora gli ho detto, tu vieni a Friola, vai verso Pozzo Leone, io sono in strada, ti pesco. Fatto sta che a me ero preso un cappello anche in quei giorni lì, non usavo mai il cappello. E vengo su, sono andato a messa, vengo su, ti puoi immaginare che batticuore del 21 settembre e ogni giorno mi aspettavo la brutta notizia che me l'avevano mandata a Mauthausen, te pensi? Ma sono cose che è facile raccontarle adesso. Sì. Ma l'averle vissute, ecco perché mi sono preso l'esaurimento per scrivere quell'affare lì. Quella tua memoria. Fatto sta che lui con quella avevo la Durkov, ti ricordi la bicicletta prima? Era stato il primo a prendersela nel mio paese quando è tornato dall'Argentina. L'Argentina. Io col cappello. Allora, e dopo sono stato tutto il giorno insieme, abbiamo mangiato insieme a San Piero in Gu, tanto lui non lo conoscevano, come non c'erano nient'altri, sembravamo 2. E dopo allora gli appuntamenti con mio papà erano, siccome da Cismon potevano venire a casa il sabato sera e restare fino a domenica sera, quindi lo vedevi allora, fra il sabato e lui e la aveva domenica. preso la bella abitudine, partiva a Castillon, andava al caffè lì in piazzetta di fronte alla chiesa, e prende c'è il caffè, no? Sì, proprio di fronte. Allora, dopo 1 o 2 volte già sapevano che era il papà di Rino. Allora, come lui andava lì, non diceva mica niente, andava a prendere il caffè, qualcosa. La voce correva, c'è il papà di Rino, allora dopo mezz'ora, dopo 1 ora, a seconda di come mi rintracciavano. E allora il più delle volte andavo alla chiesa di Santuario di Godeo, hai presente? Prima della Madonna delle Grazie. Delle Grazie, sì. E andavo lì e così stavamo insieme. Dopo verso marzo, mi pare, febbraio-marzo, una sera abbiamo fatto una missione, non so, giù per il treno, non abbiamo potuto completare, eccetera. Fatto sta che ero verso Rossano, eccetera, ho detto, stasera vado a trovare papà e mamma, perché come mio papà è stato mandato a Cismon, allora un amico nostro di famiglia ha offerto una camera a mia mamma e a mio papà e aveva una cucina grande, più di questa, sai, i contadini una volta erano magari 2 famiglie nella stessa casa. Cucina con 2 fuochi, eccetera, eccetera. Fatto sta che quando mio papà e la mamma hanno cominciato a dormire lì, era come fossero rinati, capisci? Erano da Domenico, ospiti di Domenico Ganassin. Bravo. E allora lui, la prima volta no, ma dopo aveva messo un po' di legna di vite, sai, quando fanno la potatura, sì. E poi la paglia sopra la concimaia che era a fianco della sua stanza, capisci? Per cui lì io saltavo su, non mi sporcavo, loro sapevano di tenere la finestra solo accostata, chiusa, io piano piano entravo, accendevo la luce, li svegliavo e così l'ho fatta, solo che
la mamma e il papà ammativano fino al giorno dopo, capito? Allora gli dicevo, guarda, se tu non senti sparare entro una mezz'oretta, io sono sicuro perché è solo qui dove sono costretto a sparare, sì. Perché c'era la pattuglia tedesca che veniva. Si muoveva. Spesse volte quando andavo a casa mi stavo disteso sotto la siepe a aspettare che passasse. E i tedeschi, se loro fossero stati un po' più furbi, bastava avessero un cane, sai quanti ce ne prendevano? E invece per fortuna non l'hanno mai fatta. E com'è stato quell'inverno? Com'è stato quell'inverno? Sì. E dopo marzo ho smesso di andare perché ho visto che li mettevo troppo in tensione. Però al mattino come arrivavo qui nella zona di Motinello, Castion, trovavo subito la mia staffetta a Torresan Duilio, che era l'uomo più fidato e quello che quando ne prendevo uno era solo lui, a venirmi a fare compagnia negli attentati, e andava a casa, Rinos è a posto. Ecco. Scusa, l'inverno è stato un inverno freddo? Terribile. Pensa, dunque, io sono venuto tanta neve, tanto freddo. Madonna. Allora c'era Tony Andretta, che aveva anche Hans, il tedesco, a disertore. L'austriaco, sì. Allora, come sono arrivato, lui ci ha trovato una stalla vicino a Castion, fra Motinello e Castion, proprio isolata in piena campagna. C'era una mamma, vecchia, anziana, con la figlia nubile e dormivamo nella paeria, c'era una sola mucca, nient'altro. E lì a Capodanno c'è stato quell'abbattimento dell'aereo là vicino proprio alla nostra casa. Sì, caduto un E io allora siccome il Masaccio mi aveva detto dal primo tu prendi servizio qui, ero andato in giro a salutare Castellan perché uno ti fa mangiare una cosa, ero ben visto così di passaggio, capisci? Arrivo a casa, neve, freddo, bestiale. Ma accorgo che poco prima di arrivare alla stalla c'è un aereo per terra. Madonna. Avevano abbattuto l'aereo. Il pilota si era salvato per tutto e l'avevano già portato via. Avevano già fatto un primo rastrellamento i fascisti senza... Se per caso, non so, arrivo un'ora prima o un'ora dopo, adios. Ti prendono. Fatto sta che sono stato lì, ho detto adesso Tony Andretta mi verrà a prendere e mi ha messo. E difatti è venuto sul tardi con il tedesco, però abbiamo dormito lì lo stesso quella notte, perché abbiamo detto, tanto qui adesso non vengono. E loro lì mangiavamo abbastanza bene perché il compare di Tony Andretta faceva il contrabbandiere. Ma c'era questo problema, che nell'albergo di Rossano di Andretta c'era la moglie di Andretta e 2 o 3 ufficiali tedeschi. L'hanno arrestata 2 o 3 volte, ma questo era niente. Io avevo paura che ci fosse camariglia con i tedeschi, capito? Che loro sapessero tutto. Ma ho detto, se sanno tutto, domani o domani l'altro sanno tutto anche di me. Anche di te. Quindi ero perplesso. Allora dopo da lì siamo passati a una casetta, guarda, non era mica grande come questa stanza in tutto. Lì c'era stalla, c'era una coppia con due figli, una sorella nubile del capofamiglia, e arriviamo lì io e Hans. E dopo qualche notte è venuto a dormire. In che paese? 2 notti. In che paese? Appena fuori da Motinello, attraversando la campagna per andare a... insomma, non ci stavamo neanche, non potevamo neanche raddrizzare le gambe perché l'asino mi pestava. E una mattina, seconda o terza notte, non so, ma proprio fresca, Hans, Rino Kameraden. Sono lì disteso per terra con un po' di paglia, qui c'è la finestra
e guardo fuori, tutta neve. C'erano 15-20 tedeschi che facevano l'attacco per circondare la casa, eccetera. Addio, ho detto, adesso guarda. Allora l'incapacità di decisione che non puoi prendere, che non posso pensare di sparare con la membri della famiglia dentro. Non solo, sono una ventina loro, cosa succede? Sì. E ti davano proprio l'impressione di fare la manovra di accerchiamento. Ho detto, ma che abbiano già, la seconda o terza notte che siamo qui, ma che già sia... Fatto sta che sono saltato dentro nella greppia, mi sono messo là disteso, ho detto tu sono fienile, non sparare assolutamente, e non so se Tony Andretta non c'era accanto. Fatto sta che non hanno manco bussato alla porta per chiedere un uovo, eccetera, perché se no non so neanche ora, non so più cosa fare, insomma. E dopo un tedesco, c'era un bel fossetto lì, giù, è andato giù e loro hanno visto gli altri che ridere, eccetera, ho detto forse non è la manovra per prendere Rino. E siamo stati lì, sono andati via, anche da lì, parti, il giorno stesso. Ero a dormire, non mi ricordo neanche dopo, subito dopo. Forse a Castiglione da Val di Sera. Ecco, questa era la vita. Questa è la vita. Dopo il mese di marzo continuate quei attacchi ai treni, insomma. Abbiamo quei 18 volte atteso guarda che con quel freddo, il lancio degli alleati. E voi andavate fuori, l'aereo passava? Spesse volte rompevi la bicicletta e allora dovevi fare 4, 5, 6 chilometri a piedi, al mattino dopo andarla a riparare, eccetera. E c'è quell'episodio famoso che vi sparano a un certo punto. C'è quell'episodio... Ah, il bombardamento? Vi bombardano. Ecco. Quando siamo? A marzo, fine marzo? Il 31 proprio era sabato santo, vigilia del Pasqua. Al 29 era venuto l'aereo e anche c'era il puntino della missione, perché quelli venivano a dirti che dopo se ne andavano. Fatto sta che il 29 il Mosaccio ha detto, proprio un atto di buona volontà, veniamo un'altra volta, hanno detto, alla missione. E quella sera lì, la scissione della brigata, ecco, capisco perché io non ero ben visto da Sabadin e compagni, perché ero tipo Masaccio, cioè dire giustizia, rispetto, eccetera, non come loro a fare i badogliani o altro. Fatto sta che quella sera c'è il puntino, ci parliamo, eccetera, e facciamo i fuochi regolari, anche se eravamo in pochi, anche perché dico, vigilia Natale di Pasqua. Non c'era un po' di ragazzi, chi si era perso, chi non era voluto venire. E io avevo provato i bombardamenti sia a Grosseto sia a Milano, siamo lì, senti aprire le botole dell'aereo, ma non senti il paracadute, senti proprio troppo rumore. Ho detto guardate giù, perché qui c'è il trucco. Difatti 4-5 bombette, per fortuna non mi ha beccato nessuno. Eravate tu, Masaccio, Ico Parolin, Ruggero Parolin, e dopo chi c'era? Non mi ricordo altri 2-3, ma pochi, insomma, quelli 5, per i fuochi, perché sabato santo, sai, la gente... Quante bombe hai buttato giù? 4-5 bombe? 4 o 5, non mi ricordo neanche, poi non è neanche tanto tempo di contare. Per fortuna non ci hanno beccati, ma forse anche perché io ho subito detto, ho sentito che le bombe toccavano nello sganciarsi, sai, quando aprono c'hanno e senti, mentre se ti buttano i tuoi, c'è il paracadute che li ferma subito, capisci? E dopo quell'altro che viene a Gramola, che dice che ha cambiato, Caspettina, mi hanno mandato una volta che è professore. Vediamo dopo questa cosa.
Io vorrei tornare invece indietro di un mese, perché il 17 di febbraio voi fate l'attentato al ponte, che credo sia uno degli episodi più significativi della resistenza bassanese, l'attacco al ponte, anche perché c'è stata discussione, perché questi fanno saltare l'unica via di passaggio fra l'una e l'altra riva del Brenta, perché il ponte nuovo era stato bombardato, restava solo il ponte vecchio, insomma. E voi organizzate due squadre, allora, mi pare, no? Due squadre con Masaccio. Deve venire con una squadretta, eravamo programmati 15, Masaccio con una squadretta. E l'altra Bill. E l'altra Bill, con macchia, eccetera. E allora ci hanno dato il via per fare gare. Allora noi avevamo fatto le cose per bene, i due cappelli tipo il galero del cardinale, sai? Sì. Siccome c'è l'effetto implosione nell'esplosivo, nelle mine, allora tutto attorno avevamo il plastico 808 e quello esplodeva e ne abbiamo fatti due. Sul carrettino andavano bene, erano 55-60 kg l'uno. Masaccio invece ne ha fatto una solo da un quintale 10, un quintale 20. Fatto sta che loro hanno fatto la loro e noi ci siamo messi lì, mi pare che già la seconda notte, dopo le 2, le 3, avevamo già finito, sai, era un maestro ormai. E quindi il mercoledì massimo, e dopo il venerdì sera Masaccio ci aveva dato appuntamento per darci le ultime istruzioni. Santa Croce? Nella stalla. Nella stalla, E allora c'era il coso, il Torosano, Pedrazzon, come si chiama? Perazzon, sì? Strapazzon. Il quale diceva: non è partigiano quello che non è venuto a dormire qui nella stalla delle 13 galline, perché avevamo lavorato con tanto slancio, sai, il gusto. E Masaccio mi dice: tu sei il più bassanese del gruppo, per di più sei quello che dovrebbe essere più pronto, E dice, allora io, vestito da persona civile, sono andato, ora quel giorno chi è che da mangia? Sono partito da Castiglione, sono andato a San Piero in Gu perché avevano dato una coperta inglese per farmi un giaccone, capito? E Sartre aveva detto che me l'avrebbe preparata. Sono andato, allora mi sono messo e ho detto vado a fare saltare il Ponte Vecchio col giaccone nuovo. Infatti sono partito, sono andato a San Piero in Gu, ho messo a posto la bicicletta in modo che non mi desse noie. Ho ritirato il mio giaccone, ho mangiato un panino, nient'altro, e alle 5 eravamo alla chiesa di Santa Croce, e lì non so se i miei compagni avevano fatto lo stesso pensiero. Fatto sta che ho detto, mi pare no, che ha scritto il posto, che cosa ci sarà fra due aree, per noi e magari per altri, capisci? È un momento di grande responsabilità. Fatto sta che sono partito davanti, 50 metri dal primo carrettino che era il nostro. Avete realizzato 2 carrettini per trasporto del plastico, no? 2 carrettini per il trasporto del plastico. Sì. Uno era quello di Masaccio, che era secondo lui. Allora io ero davanti battistrada, il nostro carrettino, la nostra brigata, il nostro gruppo, battaglione, Masaccio e il secondo carrettino, hai capito? Io vado avanti e siamo andati su da via Ognissanti, che è quella che passa proprio lì vicino, che allora non era a senso unico, era a doppio senso. E arrivo davanti al Ponte Nuovo, all'Ossario, e lì c'era subito la guardia, sapevamo, verso le 6, 6 e mezzo c'era il cambio della guardia. Solo che, caspita, in quel momento ho visto tutta sta gente, capito? E ho detto, sono tornato indietro, ho fatto in tempo a fermare il nostro primo gruppo e abbiamo preso via Marinalia. Sì, via Marinalia. Solo che nel frattempo
anche Masaccio col secondo, È arrivato. E ci siamo trovati a passare davanti al cinema, che non so come si chiama, lì in via Remondini. Il vecchio cinema che adesso non c'è cinema, più. sì. E caro, uno squadrone. Ora, io sono in Borghese, Masaccio non Giacone. Attorno ai carettini ci sono 5-6 mantelli sul manubrio, capisci? Con il mitra pronto per... E quello che tira il carettino, poveretto, quello fa di fatica, e entriamo a Bassano. Insomma, qualche cosa del miracoloso, perché tedeschi, fascisti, eccetera, venivano fuori poi dal cinema con le amichette, tutti guardavano, tutti si domandavano chissà che carovana è questa. Allora ho preso la strada, Piazza San Giovanni, no? Sì? Montevecchio, poi volevano andare giù, no, ho detto giù da via Menarola, giù al Ponte Vecchio. Imboccato il ponte. Allora Masaccio si fermava di qua all'est, io dall'altra parte a bloccare il traffico, a regolare il traffico. E con i due carettini, Bill, che li porta giù in via Macello per accendere le micie. Abbiamo 9 minuti di tempo. Avevamo preparato anche le castagnole noi, ma quel intralcio che c'era di là sul ponte, al lato ovest del ponte, insomma siamo arrivati tardi e non abbiamo fatto in tempo. Ecco che allora sono morti quel ragazzo di 14-15 anni e quella donna di 50. E non sono stati neanche ben distanziati i due carettini, perché appena loro sono rientrati, allora io sono corso di qua, ho dato il cambio a Masaccio sul predellino del treno, del camion. Anche perché non parlava tedesco. E quindi sono scoppiati i due. Sono scoppiati. E dopo ti sembrano ore, ma insomma ti sta un colpo sulla gamba. Dai Rino, ha finito. Mi passa Bill, che lui era l'ultimo in ritirata, per dirmi via, e partiamo e facciamo il giro di qua, da sotto i mulini, c'è la galleria, no? Hai presente? Sì. Appena fuori, mancavano pochi secondi, ci siamo fermati, sia per la conta, sia per vedere che da lì eravamo a 400-500 metri dal ponte del spettacolo. Fate sta, allora ci contiamo, io ho scritto ci siamo tutti perché due hanno detto guarda che Tizio e Caio hanno preso paura, hanno detto noi torniamo dal guado di Cartigliano, quindi io ho detto ci siamo tutti perché 13 qui e 2 di là, siamo 15. Non abbiamo sparato un colpo, giù dalla Santa Caterina, su la stradina a venire a San Giacomo, e a San Giacomo ci salutiamo e andiamo per i fatti nostri. Appena dopo gli spari, lo scoppio, perché è stato bello ma anche ben rumoroso, hai sentito Bassano che sembrava scoppiare, perché fascisti e tedeschi hanno messo in moto chissà quanti mezzi eccetera per andare a fare i posti di blocco, ma non hanno fatto il tempo a fregarci. Il giorno dopo era sabato, il giorno dopo vado in cerca, avevo detto adesso bisogna che trovi mio papà, perché eravamo il 17 febbraio. Venerdì, e dirgli guarda sta nascosto per qualche giorno perché oggi i tedeschi sapevano chi era che faceva quelle cose, sapevano che Masaccio aveva quei pochi ragazzi, Infatti sta che non sono riuscito a trovarlo e passa da casa e va in giro e al mattino dopo alla chiesa di Madonna della Grazia niente, ho passato una giornata da inferno perché avevo subito pensato, adesso dicono cominciamo intanto a prendere quelli che possiamo prendere genitori. E cominciamo allora
da suo padrino e magari la sorella di Masaccio. Vabbè, questo è l'episodio dell'attacco al ponte. E dopo i tedeschi, Masaccio, dunque noi l'abbiamo fatto il 17, il 22 i tedeschi hanno fucilati quei tre che avevano in prigione da Conco e cose. Sono gli uomini di Perillo che fanno l'operazione. Li ho fatti pescare io 2 o 3 anni fa, perché a Bassano neanche si davano briga di vedere di dove erano, chi erano quei tre. Chi erano i tre? Erano stati uomini di Perillo, sono stati uomini di Perillo a ammazzarli. Sì? C'è Lulli, c'è Piras, sono quelli. Era lui che fucilava nelle caserme areali. E la Masaccio fa subito alla MRS la comunicazione. Facciamo rappresaglia? Dal di là dicono no, si comincia, dopo non si sa dove si va a finire. Hanno detto di no e forse è stato meglio. Beh, lì noi arriviamo alla fine praticamente della fase clandestina, più incandescente, no? Della tua esperienza. Arriviamo a aprile in sostanza, arriviamo a aprile 45 e se ci vuoi raccontare gli ultimi giorni, insomma. Beh, aprile 45 avevamo anche poco da fare, abbiamo fatto quella prova verso il 20 di aprile, la prova dell'insurrezione. Ferrovie, telefoni, eccetera, tutti quei danni che imbrogli che si potevano fare ai tedeschi. E aspettavamo sempre questo benedetto via, anche perché ormai non si poteva. Guarda, è stato un inverno bestiale quello, ma da non finire, perché anche il giorno dopo la mia cattura a Motinello, ero appena andato a letto verso le 9 quella mattina perché avevo rotto anche la bicicletta tornando da un campo di nato. Mi sono appena addormentato, tac, mi svegliano verso Montinello, da Scapinaro. E via che c'era forse quelli del Brigate Nere hanno capito, capisci? Chi era? Che avevano fermato e volevano beccarlo perché nella mia carta Brigata Nera Martini, il tuo nome era Martini, no? Che era lo zio del che era lì poco più avanti di Motinello, perché e quindi insomma quello non lo dico neanche a te. E allora Masaccio ci fa la consegna, mi dice tu arrangiati la strada Bassano Cittadella e la parte ovest, tutta poi quando ti danno quel via lì finalmente vengo giù, il giorno dopo, la sera stessa in bicicletta ho fatto il giro, andato a casa prima da papà e mamma, dopo ho fatto il giro dalla statale al Putto su fino a Rosà, dopo la stazione di Rosà, perché ho detto adesso vedono e sanno che si comincia. Arrivo alla stazione di Rosà, c'è un tedesco con la bicicletta, ho detto, ti vuoi proprio mettermi alla prova? E allora mi sono messo lì sotto la stazione, chiamando Copo, fingendo di voler informare. Finché il tedesco mi è arrivato vicino. Come mi è arrivato vicino, ho puntato la pistola, quel vigliacco fa così col fucile, ho fatto in tempo con la mano a bloccare il fucile e gli ho sparato. Per fortuna i 2 colpi, tutti e 2 vicini qua, ma hanno risparmiato il corpo. Sono rimasto, l'hanno portato, allora è venuto Monsignor Albiero, Cipreti di Rosà, è venuto Calli, il capo stazione, l'ha portato, c'era nel Rio, c'era freddo, sai quella zona lì dove ci sono le piscine, eccetera.
avevano un ospedale, e insomma, prima di tutto mi hanno detto che io ero più pallido del tedesco. Seconda cosa, già al mattino mi hanno detto guarda che è fuori pericolo. Da quel giorno, guarda, tutti i 5-6 combattimenti che ho fatto io, mai sparato per primo, magari 3 volte come a Laghi, 3 volte a dire mani in alto in tedesco, eccetera, sulla porta della chiesa, e mi hanno accecato con i calcinacci. Ti hanno sparato loro prima. Ah? Ti hanno sparato loro prima. Sì, e c'era dunque Masaccio che chiamava, aveva avuto quell'attacco, ha fatto l'attacco per il nucleo dei tedeschi. E lì sono morti 3 dei nostri, Adona che era studente di medicina, Sì. Piero, come si chiamava, suo cugino, che era pure con noi, e il terzo non mi ricordo, solo che erano andati per fare l'attacco, sono rimasti feriti a metà percorso e i nostri non potevano andarli a recuperare perché c'erano i tedeschi che sparavano, quindi sono morti lì dissanguati. Ma siccome Adone era l'amico di Masaccio, è rimasto tramortito il Masaccio, tramortito. Arriviamo alla... Allora io faccio... Arriviamo alla morte di Masaccio. Il giorno dopo... Arriviamo alla morte di Masaccio. Io non c'ero. Tu non c'eri, tu eri? Ero giù a fare il mio servizio qua. E come Perché hai saputo? io il giorno Come dopo... hai saputo? Il giorno dopo ho preso Villa della Fara. Sì. Anche lì. Beh, quella è stata un'azione. Quanti eravate? In 5 contro? Da pazzi. 5 armi automatiche, 15 ragazzi. 5 armi automatiche, Contro? 3 moschetti, eccetera. E i tedeschi quanti erano? 42. 42. Non solo, Comunque si sono resi. non solo, ma cosa? Ho perso la voce e ho furia a gridare. Perché ho fatto l'attacco classico, sai, salto sul platano e gli altri stanno fermi. Uno alla volta così, capisci? Finché sono arrivato all'ultimo, sulla cortile della villa. Allora ho cominciato a gridare in tedesco. Alla prima non si muove nessuno. Silenzio. Alla seconda, insomma, alla terza volta sono venuti fuori. E io non so neanche come ho fatto, non so neanche come ho detto in tedesco tutte queste cose. Perché li ho messi in fila, 2 file, capisci? E ultimo l'ufficiale con la pistola in mano. Che te l'ha consegnato. E mi consegna la pistola. E ce l'hai ancora quella pistola? È quella che ho qua per casa. E i tedeschi si sono spaventati subito, perché ho dovuto attaccare dalla statale. Mentre se avessi potuto fare dalla parte opposta, c'era tutto il bosco, eccetera, era una soddisfazione a cercare, invece per di più c'era continuamente il passaggio di tedeschi, perché c'era un movimento di tedeschi. C'erano colonne di tedeschi. E poi c'era quel benedetto autotreno con le 2 mitragliere da 4 canne, che veniva giù dalla Val che Sugana. faceva passare in cittadella per tenere libera la strada. Scherzai, mica con quelli lì. Perché. E il giorno dopo dunque, la signora Castellan vuole che mi installi nella cosa, e fatto caserma, anche se era sulla statale. Tanto. Il giorno dopo eravamo lì in villa sistemata, eccetera, tutti contenti, perché la sera prima, a notte fatta, abbiamo portato i 12 camion con i 42 tedeschi, un camion officina, te pensi cosa valeva quello? Un camion pieno di fonola. Le famose radio fonola. Fonola, che è quel militare, no? E dopo il camion di altri materiali, generi alimentari. E cammin facendo è arrivato Pippo, e allora ferma, si è arrivato i tedeschi si sono messi a piangere perché credevano volessimo fare, ma brutti cretini, ci siamo anche noi, mica faremo bombardare voi. Infatti li abbiamo portati a Villa Kofler, non se ne è saputo più niente. E l'Elba? Le Fonola hanno preso una strada.
una strada particolare, qualcuno se l'è venduta. Comunque sistemati così. Sì. Comunque eravamo lì, mi vengono d'urgenza a chiamare, dalla strada Cittadella veniva su una colonna di pedoni con in testa il prete in cotta e stola, i tedeschi che avevano fatto una razzia, e allora la signora Castellano era matta. Ha voluto che stessi lì in caserma proprio per la stima, fiducia che aveva. Ha detto faccio io da interprete, è andata giù, aveva combinato sulla strada, arriva l'autotreno. Quello che faceva la spola da Bassano a Cittadella. Era terribile. E allora da sopra, dalla guida, i camionisti tedeschi parlano quelli giù, mi girano le 4 canne, caro, verso la villa. Io avevo detto ai miei ragazzi, dietro le piante grosse, ma con una mitragliatrice che lì è fatto sta che sono lì che prego Domine Dio. Raddrizzano il cane e partono in tutta fretta. Si capisce che chiamavano rinforzi, dall'altra parte. Cioè, è andata bene. Il giorno dopo... E gli ostaggi sono stati liberati? No, ostaggi... nella confusione anche i nostri sono tutti scappati. Anche perché era concordato che noi li avremmo lasciati passare con le loro armi e tutti gli equipaggiamenti, eccetera. Loro liberavano gli ostaggi. E loro lasciavano liberi i nostri. Il giorno dopo, Masaccio durante la notte ha chiamato rinforzi, partiamo mattina presto, quella notte sono dovuto venire a casa da Il giorno, te lo ricordi il giorno? È il 27 aprile. E vado giù facendo la strada per raccogliere quei 15-16 di cui avevo stima, capisci? Che erano disposti a fare quello che dovevano. E arriviamo a Laghi, la gente tutta che viene fuori in strada ci ferma, dice guarda che c'è un carretto, era un contadino con il paio di buoi che trainava un carro agricolo pieno di paglia con una quindicina di tedeschi a gambe penzoloni dal bordo, hai capito quale? No? Sì. E sotto la paglia avevano un'altra arma automatica e 2 feriti. Allora, siccome c'è una S da fare per arrivare nella piazzetta di Laghi, venendo da sud da Cittadella, io mi sono piazzato sulla porta della chiesa. Uno è andato su anche addirittura sul campane del campanile per vedere, ma insomma ci siamo distribuiti. Come mi arrivano lì i tedeschi col carro? Intimo la resa ai tedeschi. Il contadino ferma il carro perché basta. Un'altra volta niente, no? La terza volta caro, una selva di raffiche. Io ero sulla porta della chiesa, non ti ho più visto, finalmente mi sono pulito gli occhi e quelli che erano sul carro sani sono partiti a razzo e sono girati e sono presi la strada che andava dentro in campagna a Laghi. E io sono partito all'inseguimento con i miei ragazzi. Se non che, appena fatta la curva, un tedesco è salito al primo piano e era venuto alla finestra, che se per caso non c'è uno dei miei che si accorge e spara, Rino non sarebbe qui. Comunque, fatto, finito, chiamato il prete e suore a recuperare feriti, eccetera, e via verso Ramon, per venire da Masaccio. Se non che chiamano di nuovo, troviamo un gruppo. Chiamavano? Staffetta o... Come vi No, la gente là sapeva che c'era questa squadra a protezione della popolazione. Si muoveva. Sì. E allora ogni volta che capitava, infatti sta che ci chiamano, ora questo deve essere del 28, mi pare,
una squadra di pedoni, chi con la bicicletta, chi in divisa in tedesco, eccetera, arrivava dal Brenta a piedi sulla strada comunale. Io, credendo che fossero i nostri, vado incontro, eccetera, non rispondono, dopo anche quelli si mettono a scappare, ma prima mi sparano. Allora ho fatto combattimento lì, mandato una squadretta da nord perché non c'era, e lì purtroppo ne abbiamo ammazzati più di uno. Dopo finito, anche lì mandato il prete e le suore a raccogliere feriti e morti. Lì purtroppo lo scontro è stato abbastanza pesante. C'è stato un bel macello, Pesante. Neanche uno dei miei Feriti. Stiamo per andare alla corriera, avevamo corriera, macchina e moto. Stiamo per andare, mi chiamano di nuovo di ritorno, sta arrivando il carro armato Tigre, sempre dal Brenta. Carro armato Tigre. E allora, neanche saliti in corriera, solo che la corriera era lì abbastanza vicino alla strada, ma non c'era più il tempo neanche per portarla fuori. Pericolo. Ho fatto stendersi sul Fossetti a tutti i ragazzi e ho detto adesso se ci va bene ci schiacciano col carro armato, se non che sopra il carro armato, sai, c'era abbastanza anche tedeschi alla rinfusa perché approfittavano anche loro di tutti i mezzi per arrivare sulla statale e poi su a Bassano, e neanche quelli ci sparano. Io aspettavo il colpetto, sai, 2 colpi alla corriera, ho detto, uno alla macchina. E voi saltate per aria? Eh? E saltavate per aria? È un macello. Poi andiamo, dopo la corriera cosa capita? Non mi ricordo più cosa. Fatto sta che siamo andati avanti col combattimento fin verso sera, e verso sera non ne potevamo più, e quindi non siamo andati in aiuto a Masaccio, perché comunque c'è stato lì. Non siete arrivati più a Ramon? Non siete più arrivati a Ramon? No, siamo allora tornati per mettere. E quindi arriva il 29. In campagna a nascoste le corriere, eccetera. Se non che era il 29. Arriva il 29, sì. Stavo arrivando a San Pietro e mi passa sopra la testa un colpo di canoncino. I nostri, ho detto. Infatti poco dopo l'ho sentito scoppiare, capisci? E allora ero davanti alla casa, mi hanno detto che sono svenuto un pochino. Mi hanno portato dentro, fatto sta che allora anziché andare a dormire a casa, torno su sui mezzi e va alla Favara, perché i tedeschi ormai ci sono, gli americani ormai sono qui, e quindi al mattino voglio riceverli io a Rosà. E allora siamo andati lì, mattina presto, su in macchina a Rosà, aspettare i tedeschi, aspettare gli americani e fare. E allora lì comincia la filastrocca di dopo, hai visto le discussioni col comandante inglese, ma quelle non interessano, o ti interessano? Sì, no, ma quello dopo tu l'hai consegnato un libro, il tuo libro è questo 1943-45, dal diario di un partigiano, Brigata Martiri del Grappa, seconda squadra guastatori. L'hai pubblicato nel 99, poi successivamente hai raccolto invece nel tuo diario. Per dare il diario. Esatto, tu tenevi un diario, un quadernetto, nel quale in matita annotavi le varie vicende. Ed è spiegato le case che ti ospitavano. Nel libro che c'è qualche pagina bianca nel diario, perché con i pizzini, eccetera, non riuscivo a volte a ricostruire. Il mio diario stava nascosto nei pagliai e nei fienili, perché non potevo certo tenerlo in tasca. Comunque questo diario l'hai consegnato
alla biblioteca siccome di Rosà? No, me l'ha chiesto la sindachessa. Ho capito. E il professor, no? E allora quando gliel'ho promesso mi sono dovuto impegnare anche senza dirlo. A trascriverlo? A trascriverlo perché lì non capisce niente nessuno. Per di più ho detto, e lei difatti lo custodisce in municipio, Sì. non lo dà a nessuno perché ho detto uno va lì, strappa pagine eccetera e per di più non riesce a capire e ho fatto tutta questa filastrocca. Ho rifatto il diario, Praticamente hai rifatto, trascritto tutto il e a star diario. lì a parlare con mio padre e mia madre mi prendo l'esaurimento. E ti sei preso un E esaurimento. allora ho perché... fatto un mese di servizio alla brigata per i collegamenti. Sì. Dopo il capitano Crestani mi domanda di venire a Bassano per dargli una mano. Ho resistito un mese perché sai Crestani era... Rino, vorrei chiederti di tornare un momento alla notizia della morte di Masaccio. Tu come l'hai saputo? È arrivata qualche rumore. Una staffetta ti ha da qualche partigiano. Tu dove eri? Ti ricordi dove eri? A Rosà perché Tu eri a Rosà. io ero subito impegnato in quanto è arrivato un ufficiale, un tenente inglese, Sì. non so perché sia stato un tenente inglese quando era una zona di influenza americana, ma perché dopo c'è stato quel miscuglio oltre il Brenta quando hanno fatto l'attacco a Cittadella eccetera, per cui è arrivata la quinta. Sono arrivati prima gli inglesi, insomma, gli americani. Vabbè. Il quale... Allora ti avvertono che una staffetta arriva e ti avverte che è morto Masaccio, no? Esatto. E ormai era già avvenuto il funerale quando tu l'hai saputo. E... Per di più, io dovevo prendere contatto con questi inglesi perché avevo cominciato a fare l'inglese, cioè il despota, capisci? Ho capito. Con un'arroganza, eccetera. Davvero io dico anche, non so se l'arroganza di cui faceva uso era per farsi coraggio o per che cosa, perché e ho detto guarda, io sono qui provvisorio, sostituto perché purtroppo ieri sera tardi è morto il nostro comando. Infatti da Masaccio è arrivato subito il picchetto degli americani perché cercavano degli onori. Beh, che idea ti sei fatto tu subito? Non hai capito? Pensavi che fosse morto nello scontro? No, ero anche troppo impegnato con quel tenente lì, che capisci, comincia a darti ordini, guarda, c'era tutta la strada da Rosaro a Rossano piena di macchine perché c'era stato quel bombardamento sulla colonna che erano le divisioni che avevano fatto il macello anche a Castione, ti ricordi? Sì, che avevano... E prima cosa, seconda cosa c'era da proteggere le munizioni che chiamavano quella di Rossano Veneto. Ah sì, la fabbrica di munizioni. E poi c'era a fare l'ordine pubblico perché gli opportunisti avevano pieno. Abbiamo ricostituito subito la caserma dei carabinieri con Paolucci come comandante. E fatta la bisticciata col tenente inglese, il quale ti dico un'arroganza proprio, caspita sei lì stanco, ti arriva anche questa notizia, ho detto io sono qui perché il mio comandante è morto ieri sera, e allora gli ho detto va bene, faccia quello che crede, io ho la mia tessera, è una delle poche, quella della brigata Masaccio, militari proprio, capisci? Esercito italiano dice, non dice brigata partigiana. E quindi dico io adesso sono volontario e come volontario adesso ho finito il mio servizio e allora ha cambiato tono e ha detto faceva, allora mi mandava ogni sera l'attendente a fare il pieno di benzina, voleva che viaggiassi in macchina, invece ho trovato sempre in moto e per fortuna... Scusa un momento, che idea ti sei fatto subito? Cosa si diceva fra i partigiani della morte di Masaccio? Ti ripeto, non abbiamo neanche fatto in tempo a discutere questa cosa perché non avevo nessuno a Rosà
di quelli che avevano partecipato alle azioni di Maraccia, perché Miron, Marcon, insomma tutti gli altri erano della zona ed erano rimasti con la... Quindi voi non avete saputo? E la brigata era... Quindi la questione l'avete affrontata in questi ultimi anni quando si è... Io sono sempre stato scettico, prima di tutto contro Coco, che ce l'aveva a volte e voleva fare per punire il coso, ma secondo fine, capisci? E seconda cosa, non ero convinto che potesse essere stato Andretta a ammazzare Masaccio. Difatti mi viene rinfacciato anche nell'ultima pubblicazione di Ramola, difatti Renno è uno di quelli che difende Andretta ancora adesso. Capisci? Tu sei sempre stato scettico. E di Crestani quello era... Anche, no, perché se Andretta, se avessimo avuto quei 2 o 3 primi responsabili, questa chiara convinzione, avremmo provveduto in qualche altro modo, ti pare? E invece, no, io ho sempre insistito anche a dire che Coco ce l'aveva, perché anche con la cosa, la caserma, la villa, quella di Rossano, Cecchero, Villa Cecchero. A voi tentare di prenderla come ho fatto io con Villa della Favola, perché hanno preso il maresciallo Wolf, che era della Villa Dolfin di Rosà, e da quello abbiamo saputo del tenente, del capitano interprete che sono andato a prendere a Bolzano, no? Ma lui aveva... sei andato a prendere un capitano, era un ingegnere di Laibes, no? Sì. Tu sei andato a prendere dopo la guerra questo? Cioè finite le operazioni qualche giorno dopo, i primi di maggio, insomma. C'è anche la data. Sì. Tu sei andato a prenderlo perché era quello che interrogava e che... L'interprete austriaco non ha resistito, è morta anche la pianta di Pino, perché gliene ha dato tante ai nostri prigionieri. Infatti Radio Londra una sera l'ha battezzata Villa dei Martiri, capisci? Quindi, e quindi lei ritenevi che era se l'austriaco si era dimesso e è andato a combattere nella linea gotica piuttosto da lì, vuol dire che stavano male davvero. E quindi quello era uno dei responsabili delle sevizie ai partigiani, ai vostri compagni, insomma. Era uno dei duri, insomma. Uno dei duri. Per quello siete andati a prenderlo. Cosa gli avete fatto? L'avete portato qua? Io ci ho fatto caricare in macchina, consegnato al tenente, neanche andato a assistere al colloquio, niente. Hanno fatto un processo? Gli hanno fatto un processo, sì. Condannato? No, non so niente perché non ho mai voluto partecipare né a processi né fare da testimone né niente, per nessuna cosa, perché ho detto voglio restare, se posso, quasi estraneo a queste cose. Io sono rimasto così scioccato l'aver sparato a quel primo tedesco così, di aver visto, che io sono... Hai capito? Sì. E quindi tu esci dal movimento partigiano e cominci a occuparti della ricostruzione della tua casa. Perché quello era il problema, tua mamma e tuo padre. Mauro è venuto 2 o 3 volte a prendermi con la macchina per andare, e sono stato lì ho visto che era già un mercato delle vacche, capisci? Sì. E quindi no. Tu hai voluto restare estraneo, quindi sei occupato della ricostruzione della tua casa e l'hai portata a termine a Natale, insomma. A Natale ho portato a casa mia madre e mio padre con 3 stanze agibili, ho rifatto quella casa lì, solo capito? E quindi era importante. E l'ho potuta fare, sai perché? Perché Moro, ho capito dopo, perché era così, mi ha fatto un mare di dichiarazioni da portare a destra e a sinistra che mi davano del legname su a Siavo. Il camion era delle nostre cooperative provvisorie dei primi giorni, quindi ho avuto una facilitazione, e dopo le dichiarazioni dei comuni
capisci? Per cui a Giavo Legname non c'era il calcestruzzo allora, non c'era cemento. I buoni erano il cotto di San Lazzaro, quindi di Bassano. Bene, allora cominci, porti in casa i tuoi, riprendi la tua vita e cominci a pensare anche ai tuoi studi. Ci è voluto un pochino perché, voluto un po', anche se a Natale siamo arrivati a casa e avevamo 3 stanze, ma c'era da pensare a tutto il resto perché io non avevo una lira, Sì. capisci? E quindi dovevo avere gente che mi prestava anche soldi, eccetera. Dovevo andare a ritirare i materiali perché mio padre non era riconosciuto, ma capisci? Sì. Allora andavo, mi ricordo, guarda, un giorno ero lì a mattina, partivo magari alle 4 di notte e 5, sai, per essere mattina appena aprivano i Cantieri. E una mattina viene il prete dei Scalabrini dire che vuole le tegole per la chiesa, eccetera, eccetera. Io ho detto, guarda, oggi Domine Dio è più contento che porti a casa Prima la casa. le tegole io per la mia casa che non per la sua casa. Capisci? E c'era quel grande grosso, lo zio di Elba, di Elio Baggio. E quello mi aveva preso in simpatia vedendo e anche avendo saputo qualche cosa fosse anche da Elio, capisci? Ero agevolato in tutto, insomma. E poi a riuscire il 31 luglio smetto di fare il partigiano e a Natale sono a casa. E quei muri lì non c'erano mica tutti, capisci? C'era una parte, l'altra parte l'ho dovuto dire. L'hai dovuto tirare su. E altre case erano state bruciate a... No, le altre case dei miei cugini sono sorte dopo 3-4 anni. Quindi ci ha voluto più tempo. I tuoi studi? I tuoi studi? A questo punto, i tuoi studi? Dopo allora, un po' alla volta, mi sono ripreso, anche perché io dovevo andare a Padova a prendermi i testi. All'università ho trovato 2 volte i nostri compagni, mi ricordo, un Musacchio che era un calabrese che era iscritto qui a Padova, un'altra volta un altro, insomma, e dovevo farmi le copie perché non c'era mica fotocopiatrici e altre storie a quell'epoca, capisci? E una volta mi sono ripreso e poi dopo anni di queste peripezie che Sospensioni. eri piuttosto distratto, per di più dovevo continuamente consultare anche i testi di algebra e trigonometria perché ingegneria vai avanti con quelle cose lì, non vai mica avanti con le lettere di Epicuro e compagni, non ti pare. E ho avuto difficoltà a partire perché c'era a Padova il professor Scossa, era una divinità, ma serio, capisci? Mi dicevano che era l'unico presidente di commissione per assegnare le sedi universitarie che si prendeva la cura di leggere tutti gli elaborati dei partecipanti. E quello la prima volta che avevo per fare l'esame, uno dei più fondamentali, analisi e dopo c'è calcolo, sono gli esami che di base, senza i quali non vai avanti. Non vai. No, ma anche i professori stessi, quando vai all'esame ti guardano il libretto e vedono che esami hai fatto. E vado a fare l'esame, caro. Mi dice che titolo, che maturità ha lei? Classica. Bene, allora, lei può fare qualsiasi facoltà. Sfrutti, oltre alle sue condizioni, i doni di natura che ha, perché mi vedevo lavorare parecchio di memoria, capisci? Anziché di raziocinio. D'altra parte, mi mettevo a diventare idrofobo, devi riprenderti tutti questi anni persi, rinfrescarti, eccetera. E insomma, mi manda via una volta, mi manda via anche la seconda volta. Ti puoi immaginarti con quelle storie. La seconda volta poi era stata dopo la morte di mia madre anche. Sì, nel frattempo muore tua perché mamma. Quella, Nel frattempo muore tua mamma anche, a seguito di tutte queste vicende. Che data? E la terza volta, ma siamo nel 48? No, il 26 luglio del 47. Del 47. E lui mi aveva fissato il turno
per il giorno di San Pietro, che è festa, anche ma da noi è addirittura sagra, alle 3:30 del pomeriggio, ti pensi? Sono andato giù a Padova, ho detto ma, faccio che Scorza era proprio un perfetto, aveva i suoi 2 assistenti là che interrogavano e lui camminava in giro e i miei compagni mi hanno detto dopo, guarda che gli aveva detto, se volta ancora, mandevo via, perché non mi fidavo, capisci più, ormai ero incretinito, perché vedevo che lui lo faceva nel mio interesse, perché se io avessi fatto legge con la memoria che avevo, ce l'ho ancora adesso con la serie, ma c'avevo una memoria di ferro, capisci? E lui diceva, tu hai la classica, maturità classica, puoi fare quello che vuoi, sfrutta i tuoi doni naturali. Ora, fare lettere per me non va. Fare medicina, mi ricordo che quando ho detto un giorno a cara così a mia madre a fare medicina e mi dice, guarda che te mia lo stomaco, se io entro in una stanza di un ammalato mi si richiude lo stomaco, capisci? E allora cosa fa? Legge, ho detto non posso farla perché se so che uno è colpevole non riesco col carattere a difenderlo. Insomma, fatto sta che ho detto quest'oggi non mi giro più, perché dopo il primo giro, sai cosa mi ha detto Scorza? Scriva, io so leggere, e lei che non sa leggere neanche quello che scrive. Ti puoi immaginare, la terza volta che non c'è, ed è basilare senza analisi, non vai avanti. E insomma, ho detto non mi giro più, ho detto guarda. E dopo va. Credo che se avesse stato un momentino a parlare, avrei cancellato tutto perché non mi fidavo più di niente, capisci? E lui prima mi aveva detto scriva, io so leggere, e dopo mi dice mi compiaccio, vedo che hai imparato, mi ha dato 18. E quindi l'inizio del... Pensa che quell'uomo lì mi voleva bene perché altre volte mi ha trovato a fare l'esame dopo cosa fa qui con Marco? Per strada se mi incontrava mi salutava, capisci? Lui non è che volesse, lui diceva guarda tu hai la fortuna di avere una memoria così, hai la fortuna di avere il certificato e fai quello. Vai a fare una cosa, vai a diventare matto per fare Algeria. Vabbè, e quindi dopo tu continui i tuoi studi, riesci a laurearti, però succede anche la tragedia della morte di tuo papà, insomma, dopo... Mio papà è morto un anno dopo? Esattamente 7 anni dopo la casa, perché a 7 anni lui 7 anni e mia mamma un anno e mezzo. Un anno e mezzo dopo. Era un pazzoide, era proprio un pazzoide, era invidioso di quello che io facevo e fiero nello stesso tempo. E dopo che è morta mia mamma, morto l'uomo, non faceva, non sapeva più cosa fare, a volte lo vedevi lì con le attrezzi sopra. E io pregavo Dio che se lo portasse via, perché ho detto questo diventa matto proprio. Fatto sta che al 7° anniversario della bruciatura della casa, lui, per fortuna a casa mia, aveva preso Pippo, quello lì che vedi anche a foto, che si era sposato e si era casato. E poi io respiravo allora perché avevo la coppia che poteva vedere cosa succedeva a mio padre. No? Per di più sua moglie, di questo Pippo, era impiegata alla posta, per cui mi teneva sempre. Fatto sta che ero contento insomma e avevo organizzato che venisse a trovarmi anche in cantiere. Il mio primo ingegnere capo era, cioè quello che... Tu ti sei laureato in che anno? Ti sei laureato in che anno? Il 54. Nel 54. È morto nel 54 lui? E lui è morto nel 54. Prima o dopo la tua laurea? Dopo. No, io avevo detto, guarda, un giorno o l'altro ti mando a chiamare, ti faccio venire a vedere cosa ha fatto il figlio, dove lavora, eccetera. Dobbiamo metterci.
è una roba anche un po' straordinaria. Il mio ingegnere del capo, diceva, perché era lui che c'era prima, era Romerio, si chiamava, figlio di un farmacista. Siccome la nostra impresa lavorava in tutto il mondo, sai, oggi parti e vai dove? Sì, non abbiamo detto, finita la laurea, chi è che ti indirizza? C'è stato il miracolo. Io vado da Marzolo per farmi le dichiarazioni. Professore di idraulica. L'ultimo anno che lui ha insegnato, in noi tre. Io, l'ingegnere Bellavista, che era capo del genere civile di Longarone, Belluno, e che è stato licenziato in 24 ore perché non ha firmato, capisci, con la storia del Vajont. Hai presente, no? Che c'è? Sì, perché suo figlio con un suo amico aveva fatto una relazione d'accordo col Miller, il geologo austriaco, e aveva ragione. Sfavorevole. E allora l'ingegnere Bianco, come si chiamava? Smezza, che era amicissimo dal Piazza, il professore di geologia del Padova, anche con quello ha fatto i nostri professori. Era amicissimo e dice: guarda che ti faccio portare giù da mio figlio la relazione, perché se nutriamo questa relazione non ci danno un sorazzo della diga, capisci? Ora, bisogna essere bestia. È dal 21 che fanno la richiesta di concessione del sfruttamento idrografico. L'hanno avuto finalmente. Hanno avuto 212 metri di altezza, che è la più alta nel mondo di arcogravità. Il mio professor Vetti, che era assistente quando io mi sono laureato con Marzolo e che è succeduto a Marzolo, ha fatto un modello su Fusina. Per non farlo a volta a Barozzo, sai, lì avevamo il porto di Marmari, avevamo anche la laguna di Venezia, in scala, tutto. Mi ricordo che il professor Colombo mi chiamava sempre per andare quando c'era quella sopralluogo di qualcuno, eccetera. Abbiamo fatto il congresso di geologia quando sono alla fine, gli ultimi 5 anni li ho fatti capo ufficio di Venezia, capisci? E lui era stato il nostro professore di costruzioni marittime, Colombo. Quando c'era qualche cosa a Volta Barozzo mi chiamava sempre perché vedeva che ero il più interessato, il più anche addentro in queste cose, perché avevo fatto. La Siemens aveva regalato all'università il computer per il controllo della laguna di Venezia, sai, fai entrare l'acqua e vedi in tutti i punti come capisci proprio qualche cosa. Quella mattina Marzolo Colombo dice: andiamo là, gli assistenti non si sono manco ricordati di mettere l'acqua nella laguna di cemento, per cui quando hanno cominciato a mettere l'acqua e c'erano già i tedeschi, l'acqua spariva perché il cemento era secco, capisci? E detto, dai, andiamo via prima che mi dai il mandosso. Questo per dire. Ed è Marzolo che ti indirizza verso... Allora Marzolo, dico professore, se mi fa una lettera tanto perché comincio ad andare a rompere alla Sade, volevo andare alla Sade. Tu volevi andare a lavorare alla Sade. E quello dopo un po' mi dice: ma mi pare che lei, professore, tanto Beteglia sempre professore, discepolo, lei non ha dato l'impressione di essere il tipo che si vuole mettere il manicotto e stare in ufficio, insomma. No, professore, un ingegnere deve fare qualche cosa, no? Quindi in ufficio starà qualche tempo, poco tempo, ma se no deve... E allora perché dice? Io ho avuto da Milano la richiesta di un nome dei miei scolari, perché la impresa assumeva soltanto Politecnico di Milano e Torino e Idraulica di Padova. Idraulica Padova era il non plus ultra a quell'epoca.
il manuale di ingegnere civile è pieno di formule anche di Marzolo, capisci? Professor, insomma, 9 giorni dopo laurearmi arrivo nella raccomandata da Milano, raccomandata espresso. Abbiamo avuto dal professor Marzolo il suo nominativo, se è d'accordo. Siamo a Marzolo che ti raccomanda a Milano. A Milano. Milano. E ti raccomanda a ditta? ICOS. ICOS. ICOS era una ditta fatta da 2 o 3 ingegneri abbastanza giovani, i quali si erano staccati dalla Rodio, la casa madre, dove io vado dopo un anno neanche, Sì. perché hanno saputo che Rodio lavorava in tutto il mondo già prima, perché Intelligente aveva la holding a Zurigo e diceva: se qualche nazione non entra a bloccarmi del tutto, io lavoro. Difatti alcune nazioni hanno continuato a lavorare e lui alla holding di Zurigo si trovava cosa. Quindi la Rodio era una società svizzera, insomma. No, italiana. Era italiana. Rodio era figlio di un pastore, era un livornese, figlio di un pastore protestante. Ho capito. Ma un'intelligenza non ha. Però la sede ce l'aveva in Svizzera. Eh? La sede della società era in Svizzera. La sede era, prima, durante la guerra, in corso Buenos Aires, a Milano. A Milano. Bombardamento, allora è stata portata in un'altra parte. Quando ho cominciato io era in via Senato, sempre lì ai giardini di Milano. Sì. Via Senato è quella appena a nord di Monte Napoleone.